Oh Miriam, Oi, ascolta, oi. poi quando di Doras adesso meteo, non era sta nuda. E vuoi? E poi ti editore si torna a che su meteo esti, ma no, ascolta, un asset potenziale. Cade con rolling in tangenziale, un asset potenziale, è un disastro reale. Ma mi spiega se vuoi questa scimpra esti importanti, che ci fai per tempo su, per un meteo che è una cosa, boh, allucinanti. Ascolta, ti do now, ma scetti poi ti tui. Ah, ma come Alice? Ma non dovete pisare nemmeno su. Questa è si stettista, de savo vita des editori. Bruschetto, sta mica decoro. Des editori. No, de savo vita. Ascolta, la vega i muro su tenenti sori casa. Origas, abbraccio su pesi, mesi con rullante puro, ma chi non ce n'è, Ma muso? che c'è Gesuino in cui appava? Povero Gesuino, è vero? Ascolta, la vega sta ribau Antonio Boggia, mo vesi che ora sa fare. Dai. Oh Antonio, ben accattao. Grazie. Quanto tempo, un sacco di Come tempo. ti stai? Bene, tu hai tutto Grazie. bene? Tutto bene, grazie. Ah, Sandro, hai fatto un viaggio lungo per arrivare a Vincenzo? No, dai, un'oretta di macchina. Ah, beh, tranquillo. Sì, Tu che sei abituato? ormai, sì. Ormai si viaggiando sempre. Può presentare sul libro, può traballo. Sigla. No, aspetta che c'è questa sigla, si può dare. Se arribausa sa de 10 puntadas de oindi, eso foi dado de uno sciacco umano di argomentos, accappiaus a sa lingua sadra, argomenti questa lingua potete essere imparata, mensa comunicazione istituzionale, mensa comunicazione de eventi culturali, mensa fisica, e poi dopo voi dai ancora un trotto di letteratura. Però di voi dao secondo un ospite Tabarchino, Antonio Boggio. Ben accattato. Grazie. Santo Antonio Boggio nasce in Sisola de Santo Pedro, sta in Carloforti, o paese, donarà commenti esti. Molto memonioso. Esti tu sei scrittore. Si incarrerà a scrivere già quantos anni hai? Quanto hai iniziato? Allora, diciamo che a livello un po' più professionale, il mio primo libro è uscito nel 2022, però te posso dire che scrivo da lungo, da quando sono in Figi, da quando in qualche modo cercavo di far funzionare la fantasia, no? E allora sono di lunga netta cerco storia, di lungo scritto un po'. Però diciamo che il mio primo libro ufficiale arriva nel luglio 2022. E il suo primo libro si narra Omicidio a Carloforte. Sì. Omicidio a Carloforte è si vota in suo mondo, in sua vita di Alvise Terranova, che è questo commissario. Ben, come so, io sono il protagonista di tutti un po' i miei libri che sono usciti ambiente o paese. E io si muove tre caruggi proprio per cercare avete in libri, come si dice, forse il termine non è barchi, crime, gialli. Che non stiamo anche in sadro, crime, manco l'italiano, però. Ma sì, però è su esatto, perché poi che in italiano si dice giallo, in tabarchin si dice giorno, però se in tabarchin ti chiedi ho scritto un giorno, probabilmente uno la capisce e quindi forse con crime la capisce meglio. Forse è in poliziesco, no? Poliziesco. Per esserci
Finza a noir si ha da po' di imparare. Esatto, sì, perché poi in tivori il libro cercavo di su partito di mughe con in stile poliziesco classico e poi ho scoperto di mughe potenzialità che ti può dare a scrittura, che ti può dare esplorare storie, che soprattutto anche agli altri scrittori ne dà e contaminazioni. Contaminazioni lo di che non esistono più quelli giovani, quelli gialli, un po' dell'epoca d'oro, no? Quando oli solo in gioco intellettuale con letture che ti laivi da purtroppo fino a fin per descrivere qual è la soluzione. Anche che abbiamo la possibilità di essere sti giovani, sti gialli, e incontaminare da un genere noir, da un genere thriller, e quindi ti dà la possibilità di parlare anche da società in cui viviamo, con tutte le contraddizioni là. Quindi diciamo che sono partito con diciamo che l'incipit più giovane, più classico del poliziesco, e poi mi sono diciamo che allargato un po' anche ciò noir, per contare anche cose diverse, cose che poi mi interessava di più, che sto lì in tuo classico gioco appunto intellettuale. Tu al romanzo su Cosa Tua, moi sta cantando a Bessiri su dei quattro, che ha da Bessiri a pago, però da si fatto già i tresi. E tutti e tresi vunta capiauso a Sisula Cosa Tua, a Sabida Cosa Tua, o paese, omicidio a Carloforte, delitto alla Baia d'Argento, assassino all'isola di San Pietro, e tutto vunti, nareso capiauso geograficamente, Sì. chiaramente, a Sisula Cosa Due e Alvise Terranova è suo protagonista, nareso di questa serie. Sì. Come ti esti ammaniato, come ti esti cresciuto questo personaggio di Alvise in immaginario che tenia stato di Carlo Forte, Sì. in fondo come ti sei pensato questo personaggio finché si è capiendito a il locus dessa vita e dess'isola. Allora, ho iniziato a scrivere delle storie e ho più lontano possibile dal paese, perché mi va poi che a fantasia a fosse stata messa, come dire, a due prova da scrivere in luoghi dove sono cresciuto, dove conosco tutte le persone, dove ho passato quelle che sono esperienze più importanti della mia vita, cioè al paese se conosciamo tutti, siamo più o meno semi-anime. Ma ormai vaghe e non è che vivo un cianta stabile, però se conosciamo tutti. E quindi scrive le storie ambientali, mi fa vapuia, insomma, cioè non mi veniva quasi naturale. Allora ho iniziato a scrivere storie ambientate in nostri luoghi. Alvise Terranova esisteva già in queste storie, però lei è come di un personaggio secondario, che arrivava dopo trovò certi indizi, è anche un personaggio un po' frustrato, se lo abbiamo detto così, però poi a un certo punto, rileggendo questi libri, mi sono accorto che mancava qualcosa, mancava quello che poi forse è diventato uno dei protagonisti principali della storia, che è proprio l'ambientazione. Allora, mi pesego, ho provato a traslare in romanzo che va già scritto, ambientato al paese, e pesego deviavo persone che realmente conosco, o deviavo persone che hanno negozi, che hanno ristoranti, o deviavo proprio di miei amici, con nomi veri, situazioni anche che mi ho vissuto e che ho sentito con te. Tant'è che all'inizio noi vado a dimostrare in nessuno perché questi romanzi sono in tuo computer, in tuo canti, no? Un romanzo nel cassetto, un canti, si dice. E quindi non mai va manco da preoccupare. Quando poi invece l'arrivavo, questo editore, questo grande editore che è APM, a un certo punto mi hanno detto: senti Antonio, questo romanzo non è pioggia, lo escimo pubblicò e mo in mente anche un titolo, quello è proprio Omicidio a Carloforte, no? Quindi ecco, mi sono scordato di dire che quando poi mi ho deciso di traslare questi romanzi al paese, è successo proprio una cosa invece importante per me, si è avverto proprio una sorta di emotività che mi ha cacciato proprio dentro tutte queste storie in una maniera invece forte. E quindi ho capito che c'è una potenzialità in l'ambientazione, in Luisa, che non le ha più
una fraida coreografia teatrale, ma lì ha proprio un'isola che si muoveva dentro le storie. Questa cosa mi ha fatto un giù penso. Però come te diva, poi le di tu, mi ha detto ok, scrive, allora ho avuto un po' puia, perché insomma, quando appunto come ho detto, ti devi delle persone, delle situazioni reali, ti rischi che qualcuno si offende, no? E invece poi diciamo che il libro è andato abbastanza bene e ho continuato poi a scrivere in suo paese. È successo poi ovviamente delle cose particolari, soprattutto con il primo, che allora la vittima del primo è in breve, quello breve della nostra comunità. E, insomma, in queste piccine comunità, se ti tocchi e quello importante che è un breve, un maresciallo, Su dottori. un dotto, ti rischi. E cosa è successo? Che poi quando è uscito il libro, il breve, quello vero, si è sentito male, aveva una specie di malore e mi ho ricevuto un sacco di messaggi di gente che mi diceva Tamas o breve, no? E quindi lì ho avuto un po' qui e ho detto, ve l'aveva detto, no? L'hai tu che insomma è proprio mette omicidio a Carloforte. Che non vuol dire adesso una cosa che posti si tieni, pensa se fai danno in buona fede, in buona fede, però esatto. sì. Ma infatti dopo questo episodio mi sono detto, beh, figlio, finia, cioè, questo che è il primo e ultimo romanzo che posso ambiento al paese. Poi fortunatamente, insomma, alla netta bene, la comunità la reagisce bene a questi romanzi, i romanzi sono andati bene anche poi ho defeso del paese, anche ho defeso da Sardegna, quindi ho potuto continuare a scrivere del paese. E al Visetera Nova, che nasceva come persona secondaria, come personaggio secondario, a un certo punto è come se lei si piccava a me porta, quando è stato proprio la trasformazione dell'ambientazione. E mi ha detto, senti, amico, qualcosa da contate, no? E mi ho deciso di sentire questo personaggio e allora l'ha pigiato anche lei, è diventato intanto un protagonista principale e mi ha fatto vedere qualcosa, quello che lei va da contare. Sando sul Visetera Nova, se sti commenti, ta dici questo, da dire no, ascolta Antonio, da casa ho detto questo personaggio principale di questa storia, non sei secondario, da ben giù prima. E iniziando sul Visetera Nova, teniti, mi immagino pure, leggendo il libro su tu, che appunti proprio spriccano bene, mostrano bene in meta su contesto, situazioni, sia al vise. Dammi, è un uomini, quanto hanno te? 45-50? È un po' meno, ti sai. Ma più pago? 40. 38-40. 38-40. Però bell'uomini. Uga de passioni anche che fanno poi ci maturo da sua età, no? Però uno bell'uomini, che si vestiti bene, di fragili a papà bene. Questo è un'altra cosa che tu impari bene in me, in sa letteratura, in sa narrativa cosa tua, questo accapio con un paese pure con ricette, con espratto su questa tradizione, con queste cose buffate, con i binus. E al Visetera Nova, come in teatro su questa letteratura, nareus gialla, crime, noir, nel suo Mediterraneo, penseus a Jean-Claude Izzò, a Pepe Carvalho de Montalbano, vizas a Montalbano, papanta bene, punti gente che divraci da papai, vunti uomini che tenti vinzas a nareus defettus, vartas, poitano vunti perfettus, manquissus. No, è pieno di difetti, tant'è che quando poi ho sentito che su lei va da contare questo personaggio, poi ho approfittato ovviamente per regalare anche me delle caratteristiche. No? Mi voleva innanzitutto che questo personaggio fosse una persona sensibile, perché a me mi piace circondarmi delle persone sensibili, quelli che non hanno tanta stacca, quelli che non hanno niente da insegnare, quelli che in qualche modo hanno difficoltà a vivere la vita di tutti i giorni, che magari è meglio bravo in tuo travaggio, però poi ti metti in una situazione
da quotidianità e non sa a trovare un posto dove sto. E che ne tante persone che conosco così. E poi ho detto che è appassionato da musica, cerco di dare anche delle cose, perché a me con questo personaggio che va da passato tempo e quindi voleva essere il più possibile affine a quelli che i miei gusti. Quindi intanto a musica, o buon vino ovviamente, e poi l'è stato anche in suo mangiò quello che non posso mangiare lo faccio mangiare a lei o faccio mangiare anche a me giù e lei anche in modo per in qualche modo rendere omaggio a tradizione culinaria del paese, che è una tradizione particolare, che è una tradizione che se portiamo del re mi diciamo una tradizione del Mediterraneo, no? Con tutte i viaggi e contaminazioni, in tutto senso più positivo possibile del termine, quindi da lingua, do mangiò, queste ricette che lei vanno ai ristoranti, e mangia, o prove, e è stato un modo per, non dico per fare un lavoro da proloco, no? Per fare questa cosa da pubblicità del paese, però la funziona un po' così, perché poi tanti vanno al paese, vanno nei ristoranti che in città, in romanzi, chiedono i piatti che mangia poi come so io, a volte i ristoratori si trovano anche in difficoltà a soddisfare certe... Poi tu tu siasti inventato, mancando in due di adera sei pratos, però la gente anda convinta di gattare questo prato, poi al Ma la viso. trovano, però magari fanno richieste particolari in sci vin, magari vin di un certo prezzo costosi che vendono a bottiglia al gotto e go chiedono al gotto e gandito anche a qualche due, ma come so io o bai questo qui, quindi lo giù bai ve mi asci. Attento, Antonio. Insomma, se usa gattai al viso e terranova pure in su de 4, in su romanzo 4. E al viso esti parte di questa serie, potete non è che mo questa forma di questa serie esti meda frequenti, finza senza televisione, finza senza piattaforma. E canto gusto potete dare, vinza sa influenzare sa scrittura cosa tua, de pensai a una serie di romanzi con insomma stessi personaggi, però cambiano questa storia, come ti potete essere una serie antologica, come Black Mirror o Fargo, che tenenti sa proprio trama, storia, manco, sopra più logo, però cambia da suo personaggio cambia da manca questa storia, poi cambia da suo omicidio, cambia da sa... Allora, ti dico ai temi, non l'ho progettato dall'inizio questa cosa, anzi, a mia idea do primo, le ho fisso prima e l'ultimo, cioè noi avevamo un'idea di una certa serialità. L'idea della serialità arrivò mi dico per tristezza, per malinconia, perché a un certo punto quando ti scrivi un libro e ti pubblichi, uno l'è ciuto, o l'è di letture, no? E quindi in quella fase, quando l'è uscito il primo, mi sono trovato a ragionare un po' su cosa fa in domani da mia scrittura, cosa va proprio da creare, anche proprio per allontanarmi da quello affetto, no? E invece un giorno mi sono trovato a mia stanza dove scrivo, ho trovato tutto il materiale con cui avevo lavorato prima, quindi le cartelle di personaggi, post-it, e anche i luoghi dove poi è stato. E mi è venuta questa sorta di tristezza, mi ho detto, ma sai cosa è? Mi devo ritornare lì, devo ritornare con questi personaggi, no? E giù una fame due risotte al viso, e giù una fame due risotte con Rivano, con il suo braccio destro, e quindi ciò che è una progettualità, un'idea di una serialità, è stato proprio quasi una necessità. Forse l'idea da serialità è matura più cu terzo, ti dico a te, perché a un certo punto capivo che questa necessità di ritornare a quei luoghi con quei personaggi alle de lungo lì. E quindi a un certo punto ho detto, senta, ma se mi piace tornare lì, mi piace scrivere questi luoghi, questi personaggi, ho da penso a qualcosa che poi avrai un arco narrativo più robusto,
perché il primo diciamo che certi personaggi si può dire che non sono stati sviluppati in maniera da rese una serialità e hanno finalizzato proprio all'inizio e alla fine del primo libro. E quindi ho iniziato diciamo che a introdurre dentro i personaggi, a tirare fuori quelli che sono storie, sono difetti e sono caratteristiche e ho iniziato diciamo che a tirare una sorta di serialità. Questa serialità poi ovviamente al viso se la da divide con qualcuno e quindi inizio a crescere un po' di più i suoi personaggi, i suoi colleghi e vediamo un po' cosa sai. Io insomma mi cerco di avere di lungo lo stesso atteggiamento verso questi personaggi, con una grande lealtà verso i personaggi, più che verso magari un lettore o l'editore che magari ti può anche chiedere delle cose. Mi penso che se ti riconosci l'autenticità di questi personaggi, ti dà a sentire i personaggi e gli altri ti guidano poi. Però questa cosa che narra che è bella da Dani, questa relata questa amistà di questi personaggi, commenti che senti proprio persone che due Dani sono amici o gente della E famiglia. ogni tanto che porro. Posto, il suo sonno, al viso, seria, sul telefono. Però pensa se un suo pubblico, con questa gente che ti leggi, ti crea da questa relata. Commenti proprio funziona da, penso, senza serialità di televisiva, che sa gente avetta da mancare sa stagione che sta accanto a Bessiri, poi ci canta questo rapporto, questa relazione con i personaggi. Sì. Poi si creano proprio gli ongi a cappio che punti proprio studiato, messa in letteratura, messa da cattauso meta, quando si studia da questa serialità, dei commenti su pubblico a mania da questa specie di coinvolgimento con i personaggi, senza su penso che pensa al suo pubblico cosa tua, se sta accappiata di una maniera o s'altra, con Alvise Terranova, con Rivano, con Isatto, senza su aperta tanta che torrenti questo personaggio. Sì, no, sono molto contento di questa cosa perché infatti prima ancora che le di tu o te dici i libri anetti ben scrivi nel nostro, è bello perché ti vedi che intanto i libri anetti ben perché i lettori si appassionano appunto alle vicende di personaggi e poi la cosa bella è che ti scriva, no? Mi scriva e mi arriva di messaggi bellissimi e sono molto contento di questo rapporto, mi cerco di rispondere a tutti ed fu anche tesoro di certi discorsi che mi fanno e mi viene anche da ridere perché qualcuno mi dice anche ma mia che quella lì non va bene per il Visetteranova, no? Parlando di Elisabetta, mi preferisco che si mettesse con l'altra, cioè si crea proprio, cioè diventa de gente poi du lettu i personaggi, non è proprio citto, cioè questa cosa bella che poi si muova un po' questo gambe, questi personaggi. Bello, torre fuori dai Antonio vuoi te moi de peuso serrai sa rubrica de Gianfranco Fronte dopo pizzos de sadru e tecnologia e apposti si io su sta regionale. Saluto a tutti e ven a tauso a saedeghe puntata della rubrica di oggi su sardu e sa tecnologia. Oggi vamos a gestionare de correctores ortográficos e dizionarios digitales. Succede sempre e prova a scrivere una frase in sardo e sul lettore ti cambia tutto e non vi entra nulla i suoi errores. Magari che cerca una lega in italiano o se no si l'inventa pure. E qui una cosa la prendere diritto. Sul lettore automatico sono tutto a contisoro. Se non dice in una lingua, si la girano tutto mentre li spara da issos. Sul lettore ortograficos, quando usano paragulas e urreggono in automatico, funzionano basandosi su dizionarios digitales. E stannarles archivios mannos de paragulas e su sistema elabora per prendere i tesemos scrivende. Il problema nasce di quando su sistema, una lingua, non la conosce per nulla. L'abbiamo già visto quando abbiamo gestionato le tastieras. In Android pure, infatti, su sardo che sta entrando a pau, in dizionarios digitales e su contributo della comunità. E ne uso dizionario, la tastiera, scrive esos caracteres, ma non che si da prendere a biru la lingua. Per uso, medar vortasa, usiggia da paragolas sbaglias,
rigidi tirande a italiano, che tira sos accentos, ad usardu aumente un errore, e usto uno sa pesciare all'estes in porto del programma orgai preciso e a su cross. L'acronimo pro correttore regionale ortografico pro Susardu. Un progetto nasciuto grazie alla collaborazione tra la regione Sardegna e Condages per creare un correttore ortografico e essere davvero pro Susardu. E non è specie per correggere i errori, ma per aiutare la lingua nostra a entrare sempre di più in sul mondo digitale. E nos aiuta a meda, a non serve di peci a narrare di una forma giusta o sbagliata, ma vinas a nos ussiggia da ormas coerentes, nos aiuta da in scrittura, si può trattare aumente risorsa vinas a provattere os programmas linguisticos e in pruso beste sia da prosa LSC e sia da prosa variantes. In pratica pro iesi e reponnere e scrivere sardu è fondamentale. In pruso bestes estensione e si può installare in sos programmas di scrittura de sos paquetes liberos, OpenOffice e LibreOffice. In sos annos, pari di sos correttores, va di sì un medar dizionario lessicográficos e si può attare in linea. E non siamo allegando di correttores, ma proprio di dizionarios digitales. Sos plus onnotos sono su dizionario in linea de Mario Puddu, i permiti di circa lemma pro lemma o pro variantes, o su dizionario de Petrocaso pro su Loguduriso. A pusti si bisogna vina su dizionario in PDF o in formato e si possono scaricare, o mentre a su dizionario italiano sardo de Antonino Rubato e a su de Giovanni Spano. Mette ambia dai sus dizionarios classicos a sus dizionarios digitales. Un dizionario classico non serve di per studiare su sardo. Un dizionario digitale, invece, può entrare a fare parte de tastieras, traduttores automaticos, o lettores ortográficos e sistemas di intelligenza artificiale. In paragulas, su lessico lo può trattare la macchina puro. E vorcisi è proprio usto su passo per manno. Hanno una lingua entrata in sor base de datos, in sor motore de Kirka e in sor dizionario digitales. I cui cessa ad essere una cosa antica e comincia ad essere una cosa moderna e sempre in movimento. Vinasa in un telefoneddo. Pro je puro cammatto, vostro gracias e a satera volta in Susardu e sa tecnologia. Antonio, Gianfranco Fronteddu ha divulgato de questi programmi po scrivere, correttori, corrigidori, editor de scrittura, ma tu in suo lavoro cosa tua quando scrivi? Tu imparas assai intelligenza artificiale quando stai scrivendo, vunti a inasa de importo o no? Allora, è una cosa un po' nuova per me, l'intelligenza artificiale, mi arrivo da lungo dopo queste cose. Allora, mi devo Word, come insomma, per scrivere, non scrivo a mano perché altrimenti poi non capisco la mia scrittura, quindi devo in programma digitale, quindi mi non niente contro la tecnologia. Questi strumenti di intelligenza artificiale inizialmente è abbastanza leggo verso questa tematica perché mi diva, ma senta, a me mi piace scrivere, io scrivo me, perché lo da fare scrivere una macchina? No, a me piacciono le scrive, cioè le come di, mi piace zugo, fago zugo, altro, e vabbè, certo, poi certi strumenti te puoi aggiungere. Poi col tempo un po' messo in po' informato e poi se ne sente, no? Wow, ormai siamo immersi da questo tipo di informazioni. Inizio un po' anche a preoccuparmi perché secondo me questi strumenti che diciamo che aumenta la tua produttività, cioè ti puoi dire a sta macchina scrivimi una lettera per l'avvocato, scrivimi una lettera per il municipio, scrivimi una lettera formale, le tot cartelle, così che da spedire all'avvocato, insomma a un notaio, e lo vedi in tenua, ti puoi scrivere tranquillamente 2, 3, 4 mail formali, cioè ti viene una produttività maggiore. Il problema nasce che poi noi a un certo punto non sappiamo a scrivere una lettera formale all'avvocato, perché
s'appoggiamo a qualche dunque fa peniotri. E è successo in tutti quelli mesti che a un certo punto avevano fatto l'uomo o comunque hanno perso la manualità per certe cose e si fermo fuori. Quindi è un argomento in meglio particolare che divide tanti, mi so che tanti scrittori audeviano, te dico te, se inizia anche a leggere qualcosa che è anche abbastanza riconoscibile in un dovia o l'intelligenza artificiale, perché se inizia a notare meno voci particolari, ma una standardizzazione un po' più diffusa. Poi, non so, probabilmente l'idea sbagliò con me, però mi arresto da lungo dell'idea che a un momento a me mi piace scrivere, mi piace mettermi, come dire, a prova in queste cose e probabilmente arrestò questa idea, no? Cioè, a uno che l'ho l'esigenza di scrivere un romanzo in 2 immagini e quindi dava una produttività così forte, quindi continuo a dovere i miei mesi di moghe digitali ma di lungo un po' analogici. Certo, finché da voi questa idea si davano i due, questa storia è stessa tua, poi si manca imparare, poi corriggi qualcosa che hai scritto. Cioè se te viene mai in dubbio, un dubbio ortografico, poi di testi che mancai ti aiuta in questa maniera, però già i Word tu fai di questo traballo, però proprio attendi tutto una bidenna, reso una andala, un cammino, un narrativo, no, questa è una cosa che devi si fai tu, poi certo. Questa storia è stessa tua, quindi bene di questa fantasia, di questa immaginazione cosa tua, vince questo personaggio su punti di creazione di cosa tua. Poi c'è un altro problema che è quello di che ho sentito che a livello mondiale un'associazione di scrittori che hanno firmato in libro bianco senza Paolo proprio per denunziare questa situazione che poi non sono tanto un furmone, poi lo conosco giusto per quello che ho capito, che ho pusciulese, che denunziano queste piattaforme di intelligenza artificiale ed è furto, perché tutto quello che è l'intelligenza artificiale a un certo punto a te dà, quando ti chiedi di scrivere certe cose, cosa l'ha fatta? L'ha semplicemente pigiò da qualcuno che l'ha prodotta con il suo ingegno, con il suo tempo, il suo travaglio, certo. E ti mette a disposizione, magari sistemata in diverso modo. Poi, non so, c'è un discorso che secondo me diventa anche filosofico, bisogna capire certe cose, perché lo stesso discorso tu puoi fare tranquillamente anche leggendo un libro, ti vai in biblioteca, ti vai in una libreria, ti pigi tutti i libri che hai scritto io, ti puoi fare lo stesso un travaglio di copiatura, nel senso che non hai bisogno dell'intelligenza artificiale poi per robot per copiare le cose. Non so, è cose che secondo me bisogna continuare a parlare e cercare di trovare in modo coerente, giusto per continuare a vivere. Tocca di te in coscienza, è vero che tu chiaramente non ti impari a poi giustamente sul raballo che fai tu è questa passione, questo fatto che ti piace da scrivere e giustamente è staici, però tocca di te in coscienza che ci vunti questo strumento diventa sempre più uso potente, certo. Sempre di più uso, non c'è tipo scrivere, ma può creare immagini, si può creare fotografie, può fregare, può fare vince a film. Sì. Io abbiamo un film fatto da una sceneggiatura scritta con AI e via una cosa troppo strana, troppo stravanata. Magari però poi magari fa migliorare e fai un lungo di prodotti ma per dire che te citavo immagini mi so che soprattutto a categoria di illustratori che è meglio preoccupante perché già anche e che editrici fanno delle copertine anche di scrittori abbastanza famosi con l'intelligenza artificiale e quindi anziché pagò il lavoro del grafico, so fa quasi gratis e quella categoria è molto preoccupata, cioè perché poi invece poi i professioni che domani hanno a perdere. Finché questa categoria dei sceneggiatori del cinema è preoccupata a me, da perché tutto ci vedo stati uno sciopero in Stati Uniti, in scioperato non è che questa via è una cosa, un pericolo concreto
che queste intelligenze artificiali si vogliono da scrivere, ci vogliono di pago, apposta si domus di produzione, ci do subogai, poi non srevinti per lo spago di prima, mancai i sceneggiatori si vogliono scetti con quadrai, dialoghi, qualcuna cosa, però questa storia manca da poter fregare senza intelligenze artificiali. Secondo me è una cosa, cioè avanniamo a vai fisso sta omologazione, ma diciamo che anche che poi a migliorare diventa di lungo ci prova questa intelligenza artificiale e ne dà io di prodotti perfetti. Non che sai io, diciamo che è una cosa caratteristica un po' regionale, sai io proprio una cosa abbastanza perfetta e secondo me iniziamo noi ad appresso in domani quando troviamo magari un errore, una cosa sbagliata, una cosa che ti dice, boh, ma sta che sono un po' particolare, iniziamo a appresso non so se ti è mai capitato, per esempio a me a volte quando io in concerto, in chitarrista con sonne, e a volte magari un stecche, e mi quella stecca magari a me piace, no? Poi ti dovete provare. O un errore, no? Quindi iniziamo magari a presso a no perfezione, chissà. Nemmos nasce di perfetto, non siamo perfetti, manco male, sì. No, manco questa scrittura cosa nostra, se non che deve essere tutto sono uscito Tolstoi, Dostoevsky. No, però è molto brulla a parte, stiamo su chi si rendi, su chi si fa di finza umanos, sti proprio questa cosa che sbagliato, che teneoso deffettoso e commenti tu fai sibiri pure il personaggio su cosa tu denti deffettoso, al viso, rivano, fonti hominisi, certo fonti hominisi che non esistono, però tu pensi a magari tenisi che linkuno riferimento a persone che conosci e da esponisi in letteratura. E che li punti, Antonio, poi quando ti sei ponendo a scrivere, mi interessa da me da comprendi come catta questa ispirazione per scrivere. Poi di tenisi sa pagina bianca, manca su schermo bianco, the word che vedi dopo di morire. Fa puia. Troppa. E insomma, come ti poni a scrivere? Te di bene da conca, un'immagine, un logo, uno suono, una voce, una musica, cioè che tu Tom Waits, ma poi stranamente a me mi piace scrivere in silenzio, non riesco a scrivere qua musica, però che diverse fasi da scrittura, che è quella preparatoria, poi che è quella che è proprio come dire, proprio quello del travaggio manuale, dove ti metti proprio lì a battere i tasti, e poi che a fase di revisione. L'idea, secondo me, nasce in tanti modi. Questi libri, ogni libro ne nasce per un'idea diversa. Per dire, tu prima mi vuoi parlare da comunità religiosa vicino al preve, eccetera, eccetera. In tu secondo vuoi l'idea per dire al paese che è l'hotel Baia d'Argento, no? Le comosto, diciamo, no? Con le tour per una delle coste più belle di Luisa. E quello divide un po' le persone, no? Che da una parte quelle che dicono, vabbè, ormai io che femo avanti, creiamo dei posti di lavoro, e chi invece dice no, ma liberemo tornare a costa della natura. E quindi l'idea lì è proprio di cercare da capire, senza poi mettere in giudizio me personale, da capire queste due realtà, un po' come si muovono in ta comunità. Il terzo mi aveva l'idea per dire del tempo, cioè mi ha detto, giù scrive in romanzo come fecondo tu o fil rouge, diciamo, no? Il tempo, perché a me giù ligava la questione del tempo. E così mi sono chiesto che vittima posso scegliere, no? Per parlare del tempo. E ho scelto un orologiaio, e poi lì è stata anche la scusa di in del re a ricercare un po' a me storia familiare, perché me nonno è l'orologiaio del paese.
e lei stesso lei va a imparare un mestiere in Svizzera, lei è partito in Svizzera per imparare un mestiere, e lì poi ho cercato di delle cose, ho trovato delle cose molto interessanti, però insomma non tanto non mi giù di lungo perché la domanda è da cosa nasce il romanzo può nascere veramente da tante cose, a volte anche ti viene immagine e ti lo scrivi, a volte ti viene una specie di fuoco dentro mi dimo che per esperienza che ho talmente tante idee, tante cose da scrivere, ma poco tempo per foglio, un po' di anni che non mi trovo davanti a un fenomeno da pagina bianca. No, horror non è questo Sì, horror vacuo. no, perché non ho il tempo di esaurire la passione a cui e le idee che camminano sull'est di me, io da seguire, quindi così E quando scrivi lasciando lui? un A caos. de notti, a mangiare ghizzi? Allora, sono che riesco a scrivere di mattina presto, cerco da desciome verso 5, di mattina, a casa è bella silenziosa, faccio a me bella prima colazione, no? Come al viso che a volte ne fa 2, mi fa la prima presto e mi metto a scrivere. Poi a volte a seconda un po' di impegni mi capita di saia, però sono più fresco del mattino, mi piace proprio la mattina, cioè 2 fette del mattino, del 5 e 7, per me è una cosa più personale, in come 5 o 6 fette del saia, comunque dopo tutta la giornata. No, cazzo, è una pregunta, mi ravvotto una pregunta. Ma i libri si scrivono ancora a Basselli Gidi o si chiampano i tretto barricarari ai conduttori di programmi televisivi che da voi manco li reggi, non i reggini. Ma cosa ogni volta era la stessa cosa. Uno pubblica un libro e subito, dico subito, anda in televisione, bello busato, cararete, tracco. A chi non ti ribesi? Presenta documenti fussi a chi che ha posto cura la crisi di razzibilità occidentali. Contai i soldi. È un bel difficile quando non hai punta di biglietto, paviredi, non vai all'editor, va all'editor per la deadline. Non era un tempo di durare in dareddo e correggere. I noghi si rugonto non pari nulla, ti naviti subito, a chi ragenti e piscia bretelli, si gira e trautta, ultima passa in dareddo a dananzi, altro o tiraga fa bidende alla sola e abbate andare da me, roba niente e fa bidende alla sola, che era un premio più sincero che esista, fa bidate alla sola, ti mollo. Rugonto vero? Ma te lo posso vedere. E chi tu? Tieni la banca, tieni la ficco, a regali, fiori, avvinzamenti a ravvini, che na rinotti dell'autore, che na l'imburigatura e che na l'UD4 di la copertina, chi dici, ma cosa sei bravo, è bravo chi ti scrittori, ma cosa cazzo bravo, una gidea ma un premio serio viraggi, un premio alla cultura, racconto da bar. E Rubizzi che contenti fazzi di più, così Rugoso, il rubarista è contento. A chi si rugonta e toga vero? L'avventori, bizzi, commenti non vi pushano domani. Sarudi. Chi se ne fa precada? A chi un problema di riscrittorio un bel di tutti, cosa è? E chi scrivi con un pensamento da se convidati a fare in un libro, in radio, in televisione. I no che a rubarti lo devi mirisci, ogni baraura ti la devi mirisci. E tu? Con te si occupava i denti, bella bella, questa cosa la conosci bene. La regista di La Domenica, io e finita, come ti sei vecchi dai noghi, che cosa di un bel mano, il caso di Bappacchi, apri la lecci e il piremmo che questa volta non sapete cattini sopra la vacca e che codizia a mari, la regista pazzi chicca, e sciogà. Ma non vi dico da prima di l'ora, non so con bocca di candele, no, non so con già la medosio io, me,
semino da voi, torno, ruvego e piglio, e ruvego che mi comprendi. Cosa vuoi, Zunia? Se un'ora mi si rompendo di cose, di sentimenti. Una bastida amariglia o è cara 40? No, con te però non vi gioco. A chi sei ingannioso, ti ragioni tu mi punti. Non vi gioco, gioca di rasura. Abiti sani, e noi scrivete che tanto non vi leggi nessuno, andate vieni a lavorare in campagna. E poi dentro questa lingua, Antonio, questa lingua cosa tu, adesso da barchino. Da cattauso me il romanzo su che hai scritto, al viso e vuoi da su da barchino o altra gente, altri personaggi Sì. imparano su da barchino. Allora, al Vise, che nasce il paese, poi all'età di 14 anni, si trasferisce a Zena per seguire i genitori, o porle in tabarchi un po' diverso da chi poi le cresciuto lungo il paese, un tabarchi un po' messo con Zenaise, che poi ha la stessa, diciamo che ha la stessa famiglia, no? E dove ho tabarchin soprattutto per quei personaggi che oggi caratterizzano in maniera un po' più caratteristica. Quelli che, diciamo che quando ti sborchi dal traghetto, ti vedi da lontano, ti senti parlare tabarchin, e solo anche proprio a sonorità, a te rimanda a tante immagini, a tante cose, quindi devi proprio in funzione da trama e da caratterizzazione di personaggi. Dunque, se ti fai vinza sa lingua è una specie di contorno, come ti sia un govori locale che crea questa atmosfera, questo contesto accappiato, chiaramente, a s'isola, a un paese. Però no, è vero che a Pulligio che lì una battuta dei personaggi che hanno avuto principali, però secondari che vedono in tabarchino, però penso che questa lingua, una lingua di minoria, mentre su tabarchino, su usato, un'altra lingua di minoria, possano essere imparate da bruso in un genere come su giallo. Penso che su giallo potete essere un genere che si presta a sempre una lingua di minoria che ti possa donare più visibilità. Secondo me tu devi tutto anche in un romanzo di un certo tipo, anzi, o può essere rende meglio una specie di saga familiare anche, no? Che parte magari dal paese e varie generazioni, è meglio interessante. In tuo genere crime, lì stesso funziona meglio bene, perché in tuo genere crime ti vede proprio a caratterizzare di personaggi, poi in tipo di libri che piace a me, è meglio importante a parte umanistica, non solo quella di Mogher, proprio dell'ingranaggio del romanzo crime, quella da funzionare, però proprio una parte umanistica, o da secondo me proprio una cosa in più, soprattutto anche che le meglio diffusi, soprattutto in Italia, il giallo all'italiana, no? Quello è diverso dal giallo americano, no? Dove magari si concentra in un tipo di crimine, in un tipo di situazione urbana, magari tu puoi ambientare magari a New York come a Los Angeles, invece in Italia abbiamo questa caratterizzazione maggiore proprio delle località, da Camilleri, ma ce n'è tantissimi, no? Bruno Morchio, Liguria, cioè ce n'è proprio tantissimi, e il giallo all'italiano ti dà proprio questa possibilità di far conoscere queste cose, le lingue minoritarie, il dialetto, ma così anche a cucina e in stesso romanzo scritto e pensato magari in Sicilia o non funzionasse allo stesso modo in Sardegna, a meno che non ti vai a pigiare proprio queste caratteristiche da lingua, perché poi la lingua a volte non è solo un modo per comunicare, ma è anche un modo proprio di esprimere delle immagini, in modo di veste, in modo proprio di comportarsi e di vivere la storia. Questa lingua commenta a cappio con identità del suo popolo, della comunità, di questa persona, manca di donare a questa persona, a questo personaggio, questa possibilità di espressare meglio con questa lingua cosa sua.
E chi ti proponiente de fai una serie a pizzo de romanzo, come te il commissario Montalbano, no? È una serie Una serie televisiva. televisiva. A me Te la mi piacesse, sì, mi piacesse, anche perché Game of You, la serie di Morandi, Gianni Morandi. L'isola di e, Pietro. e fisso lì, no, che poi quando la comunità a me chiede, no, per di te, che interagisce in te situazioni che mi dice, ammassa me, mettimi a me in questa situazione, ammassa il sindaco, ammassa Gianni Morandi, no? È una cosa molto divertente. No, comunque, vabbè, ovviamente dà visibilità, però affissa una cosa proprio diversa, perché comunque Gianni Morandi l'andevio come set, come palcoscenico naturale, senza poi a considerare quello che è specificità locali. E questa operazione, questo format di accappiare, difatti si susciteria da Pietro, dottor. Sì, l'isola di Pietro. Sì, insomma ci vede questa cosa, questa specie di cortocircuito che diventa Bogao San, l'isola di San Sì, Pietro. sì, sì. Ovviamente l'ha detto, una bella visibilità. Ha detto una visibilità di... Poi chiaramente i adeppi tu che sei di Carlo Forte, mi adeppi Nike, commenti assistetti o arricci in un paese, sa serie che è Praga. Sì, ha accolto bene. C'è stata finza su un'altra serie, però via da Rai, che si bessi da una varica di anni poi. Ho sentito però quella... Fatta con lavoro. Mi sono persa, sì. Però in alcuni sicuro mi pare di che sta Cassisole e finza sabita con scetti location. Sì, ti virò un po' dovunque. Che hanno funti proprio parti integranti di questa storia, no, solo con noi un personaggio. Sì. Mentre per dite, Camilleri, che lo si inventò sta vigata, che non esiste, però alle tutta sì, cioè che è una specificità e quindi ti riconosci, cioè è proprio quello luogo, no? Cioè anche se non esiste, però le cuvee poi di altri luoghi che poi usano solo come set vacanti. No. Vigata è proprio come Tasino 2 sa come dire avessi una micro Sicilia, sì. Però in cui si catta sul luogo, sul paesaggio, sa cose papai, sa gente che vuoi da Icci, insomma è proprio una specie di conto in una micro Sicilia. Noi si passiamo su Pago Pago, poi c'è un'altra rubrica che si è espressata idiomatica a Bilinta di Boca da Gustotta e Luca Piroddi. Apposti si fu dato su della trascorsa. Ebook Arracce rivoluzione pariala cavostisi a tretto da progetto 8 biblioteca scandavessi us ebook e in sardo commenti dopo de ornai. Devo a pensare una definizione che narra di un libro che non porta da papiri. Spacciao questo concetto, ma non solo de su papiri non porta da manco un vrago, sfogliando dedo non fai sono, este ligereddu, e le pagine non da spode sappigiai. Eppure si legge di vincere bene, che a de notte este luminoso, poter leggere è scurigao. E poi da in qua di lompente vince altri sfoeddos, commente download, che este andeddu dirai da internet, e da ciò che hai ad mutua. Oppure reader, che è un priasto con su chi legge. Poi questo è su preferito mio, cloud, che è su mellusu, poesia limpia, pari di cadasi comporà una nuili. In sardo, dopo di sfurriare commenti un logo di internet, può due allogare cosa. E spacciata sa mai aici. Fui a sarnuili si è scrancata per sa propria. Quando dinanta è disponibile in formato digitale, noi dopo di sfurriare in sardo narrando che non fai sa tutto ok, ma di dopo di eligere su proprio. Infine, se però su dubbio non si abbarra, poi te mi pregunto, ci non di vostra bogai una righedda a sta pagina? Est un libretto tu? Sa linea torna a Miriam.
Beh, Antonio, Luca Pirodia ti vuoi dare dei ebook, dei editoria digitali, che funti chiaramente fueddos che tu conosci, poi ti traballa in questo mondo, e ci funti i ebook dei libri su cosa tua. Santo se sti possibili vinzas ad un leggi non scetti in paperi, ma pure in ebook. E come ti cambia secondo tu atteggiamento e vinzas s'approccio del suo leggitori con sul libro, che sti in ebook o che sti dei paperi? Poi tu come ti cambia da questo rapporto? È una cosa secondo me meglio personale. Diciamo, su letture che ho leso un po' in cartaceo e un po' in ebook. 80% cartaceo e 20% ebook. Allora, diciamo che l'ebook ti dà grosse possibilità. Per esempio, a me siccome i miei libri esistono sia in ebook che in cartaceo, poi che anche l'altro formato, quello è l'audiolibro, che anche quello è meglio interessante. L'ebook dà la possibilità a chi magari ha problemi di vista poi si ingrandisce e paura e di lese bene, ti dà l'opportunità di sottolineare e poi magari quelle, e di mettere anche delle note di letture ebook che sono fenomenali, che ti permette di appunti e poi ti esporti tutto un file, ti mandi via, metti l'archivio di un lettore e ti trovi in maniera ordinata tutte le cose. Lei sicuramente in mercato che cresce tantissimo, che ha un grosso potenziale. Purtroppo il lato in ombra di questa medaglia è che poi porta anche a tanta pirateria, che poi è un altro discorso cui l'editoria è che cerca insomma da affrontare. Però secondo me è un buon strumento, ti dà delle ottime possibilità. Però diciamo che al resto mi è anche legato un po' al papà, cioè mi piace... ma pure quando vai si presentata con il suo pubblico, in cui esti su momento lì papà. È il momento solo del papà, perché ti permette di che sa firma, sa dedica, una dedica. Ma poi ho visto dei libri bellissimi, con tutti i figgetti in mezzo, i post-it e cose. Diciamo che è un oggetto bello, poi t'arreda qua, cioè è una cosa meglio bella. Poi parla meglio tanti dell'odore, del papà. Sonnosco. Insomma, è sicuramente un'altra cosa. Però capisco chi magari ha problemi di vista o po' praticità, di mancare. Praticità, sì. Il libro su un ebook ti do sponesi in una cosetta da vitica sì. Potesi viaggiare, ci te ne metti 200 e tutto scrioisi, come tasina due, poi finza di piegare appunto, su annotto, su ti potessi repiri, però è vero che cambia da me e cambia da vinza se possa editori, poi tassi editori da una parte di sa chiaramente sul libro, sa versione cartacea, questa ebook che costano poco per un pago. No, certo. Quello è un problema però anche sociale, perché diciamo che aggiuttò il settore del libro del papà o l'aggiutta poi e librerie che diciamo che in centro fondamentale e culturale delle nostre città, quante poi anche va a Serrò, cioè in sa filiera è peso considerare vinza se libreria a volte già fosse una scelta come di anche sociale, no? Per certe etica, cose. sociali, certo, che non è peso pensare scetti a su a nostra praticità a su costo, ma vinza a su guida anche perché immaginate una città senza delle librerie, me non riesco a immaginare no, mi dà manco immaginare in un scenario distopico. No, ci pensavo quando un altro libro, Antonio. Poi moi ti do grazie per questa bella regionata e a travolta, in bocca al lupo. Viva il lupo. Posso un romanzo nuovo, deo moi si lascio in compagnia adesso meteo, abilita si combina da essa meteorologa e si intende a posto. Buonumberia Sardina, beniuso a tempusu. Questa gita pure è isaguantau a sa parte prosugrai dessa programmazione e a sa fine si lompiusu finza in noi, in su unico luogo de utilità pubblica vera, a barrau in questa arrezza.
si faccio i complimentos. Commenti biesi, finza a pagoravai di sa situazione vuoda una merevilla. Pressioni arta, beni spainata, in tutto sisula. Arieddas a debilis, umidesa regolari, marisi giaisi dausu. Uno zero perfetto può abbarrare in prazza, in terrazza, in un luogo gracculao de gente de cavallo, con uno americano in sa mano, musica buona in asciutta e poi no. Uno paraquedo viticheddo discrezionoso, ma vini ca a mente di a tutto su ca astetti bene non esti una gruppa. Appustisi, poma la sorti esti bessius a topiu. Su quadro del sumetti onde sti borrutto, e moi non po' una scutullata sempre, ma po' un contessio brusu muissu, mallu a sensai, e l'assai midunai, finza sa brusu graias in discabulli. Imbecciatura capitragia de s'atmosfera, con arrutrojas radioattivas de bruini letterario. Capitata, quando uno convitato giovane possa anagrafe, scioperata in maniera tosto ruda, che si fa di giai commovi, descrive il libro su commenti che sia da giai un anziano adorato dessa narrativa del Mediterraneo. In moi, da uno pollo parri ingiusta, ad ognuno tiene di lacanas suasa, però una pregunta mi da fazzo, ma poi tan picciocco sia da deppi ti diccai a una maniera di espressai aicifadiosa, pruinosa, e già si dà commenti del suo romanzo, quando ia da podi frincai su tempo suso in faina sa meta prusu adatta sa possibilità sua. Cruzigeddu su po TikTok vonai, verticallisi, lestru su dinamico su spipillu su. E invece sa no, su resurtu esti asutta dei sogrus de bosatrusu, in su brusu de sisula se usu registrando una rutroja radioattiva de bruini letterario, pizzialla vini de annuncio narrativo, capacità di desigastiaina intro e paperi becciu, si funtia a bello, a subendi in ibiasa, terrassasa, paraffrinasa, prassasa e mermusu po allinai. In suo capo desuso de sisula si innallausu nevida de biblioteca e arresto su pesausu del romanzosu. In sul centro de sisula aspirant abentusu de susi castiaina intru attaccazza con infrusadas a tutto indura de spediu e impeuradas a meria, donadas a de troppu carrigu de suspusu. In suo campidano poi soras a canta benni e isettausu scutulladas a spainadas a de bruini narrativu mallu a sensai. Is categorias che riscant a de brusu commenta sempre funti i stelles castiadoris beni educausu, cussus che non cambiant canali po coscienza e appuste si sagattant a disposu, poras, a bello, po una contaminazione funguda. Per buona sorte in sunterica in noi si sidda da su murru a pettotto, in esatto logus si traballa da possu venitori. Si pozzunaica su concordo di Artemisi, sigidi, grazie a su traballo in pari a sanasa, si subintrausu in una fase che decide di meda. Tutto lascia da pensare che questa programmazione ha da partire in sul serio. A manca da vetti, sa dia, de impugnai. E scesi bene che s'impugnatura esti un momento delicato, sarebbe di una fentana de tempus a favore nostro, sarebbe di sallinea buona, sarebbe di pipincheria, tocca da affittai tempo mallu, aderezzai il sassetto e equilibrai sa primo accollata e sceverai sora precisa po lassai sa terra e i graiori si morto su dessa programmazione beccia. Ma se uso in soru meda e quando Artemisi ad a partire, questa arrezza ad accannosci gevu ad ora una pressione alta, un'altra luce, un altro livello di ossigenazione estetica. Finza sattandosu su consiglio mio esti sempre a barrai serrausu po s'amparai de su bruineddu narrativo e plus che tutto affittai leggiduras troppo fungudas in isoras de meria. Chi in sapitrissa notaisi un pillu murru vini fatto de paperi, tristura e pensamentus de autori, non da docchesa a mano libera. Linea a suo studio. E insomma, sulla cosa stai questo meteo, vabbè, su che di now non si scidi tanto da bestia fuori, devo ricordo che sta prossima, no, non lo rifaccio perché sta prossima non si dice, è brutto, lo rifaccio al volo, così.
al volo. Bene, la Susa Pedri su Meteo, che non discendo da bestia forasa, sicuramente ci da chiedi e usa torrai con due altri ospiti, Luca Marcia e usa fuori dai non so come una cosa, se vuoi Luca Marcia è uno bluesman, è uno geologo, vai da una gicca accappiata a gicca su zon e pensa ambienti che è spantosa, che è stravanata di aderasa e iniziando su torrai a ascoltare oggi di Osavetto con Luca Marcia ci da chiedi possa puntata numero 11 da oggi, grazie a voi, a si torna intendi, adios. Oia. Oia, ascolta, se si arrivato sta a cabo, a mancanta scetti due spuntatas. Se si pregiata de come te stanno di costotta, poi a me pare di bello meda, cosa sa rubrica sa poi punti stravanatas, e moi già che corri di bene. Oia, ma lascia stare, doc. Tadene, si sa arrannegata. Arrannegata, sei arroscia. Ma voita, Poitta, da comprendi scasino su che tenesi, magazino su dei chini. Tu, i editori nei casinos, però, anzi, no, non tu comprendo questo casino, però comprendo che ci sono cose che vogliono ti succedi, tipo, ci vuole in questa programmazione, questo estetista, dessa popida, desse editori, ma voi te non de pesi guai, a posto di minare si cazzatas. Ascolta, cantata ti da ponà. Da pesa quant'aia costa, ma tu è sempre che hai uscito tutte cose. Ti da ponao, che noi muroso, teni in tesorigas. Casti, ascetti muro su Fontavarrausi, no, voi finza se questo povero de Gesuino, tenete sta callantura veda pro bianco de questa lampada sasciatao. Dopo, Castia, ma narami una cosa, scetti una cosa, ma voi te si depesi inventai scazzatas de sta consulenza con Sannasa? Questa poi sta proprio costa non esti cazzata. Traballa da dietro si possa nasa, scettica esti, la New Academy of Skincare Arts. C'è pago.